Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della Regione Liguria. Dal 17 al 19 luglio torna l'atteso appuntamento con la Sagra del Bagnun a Riva Trigoso, la festa dedicata al piatto tipico dei pescatori. I visitatori possono gustare il bagnun di acciughe gratuitamente preparato con passione dai volontari. L'evento è accompagnato da musica dal vivo, spettacoli e fuochi d'artificio in un'atmosfera di festa e comunità. Domenica 19 luglio alle 21:30 in piazza dei Corallini, gran finale di Cervo ti strega con Pino Strabioli a presentare il vincitore del premio Strega 2026, il riconoscimento letterario più famoso d'Italia che quest'anno ha incoronato Michele Mari. Alla serata parteciperà la cantante Nama. Domenica 19 luglio a Cosio d'Arroscia ci sarà la festa delle erbe e della lavanda. Il paesino si trasformerà in un percorso gastronomico e olfattivo. Si potranno gustare le numerose specialità della valle e la giornata sarà animata da gruppi itineranti con musica popolare e balli. Lungo il percorso, mercatino con dimostrazione della lavorazione della pietra e della lavanda. Vivi il dolce acqua in piazza. Sabato e domenica appuntamento con il Rossese di Dolce Acqua Doc, i sapori del territorio e una passeggiata tra i vigneti nella Val Nervia. Protagonista ovviamente il primo vino ligure a ottenere la denominazione di origine controllata. Ultimo weekend per ammirare a Genova la grande mostra su Van Dyck. Appuntamento a Palazzo Ducale dove l'appartamento del Doge ancora sabato e domenica ospita più di 50 dipinti, autografi, opere provenienti da 32 musei di 22 città di tutta Europa per la più grande mostra monografica sul pittore fiammingo degli ultimi 25 anni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.